È troppo forte. Bentornati a Meridiana. Allora, adesso ci occupiamo di ricerca scientifica, di fondi tagliati e di un Istituto Nazionale di Astrofisica e di un polo, il Sardinia Radio Telescope, che rischia di non essere mai definitivamente costruito e funzionante, appunto per colpa di questi fondi tagliati. Noi abbiamo qui con noi, in studio con noi, Max Cordeddu, che è il portavoce del Comitato Pro Sardinio Radio Telescopio. Benvenuto. Grazie, dottore. In collegamento invece da Trieste Margherita Hack, astrofisica. Benvenuta signora Hack, la prima a dare un sostegno concreto, immediato alle richieste di questo comitato. Io comincerei proprio con il comitato, cioè che cosa è successo, cosa volete, perché avete chiesto la solidarietà un po' in giro per il mondo a tutti quanti? Allora, questo grande radiotelescopio che sta per essere costruito a San Basilio è di un'importanza strategica per l'astronomia mondiale, perché è il frutto, poi la professoressa Hack, che ringrazio tra l'altro per aver aderito al comitato e essere riusciti a far smuovere un po' le acque, tanto che il Ministero della Pubblica Istruzione e della Ricerca pare che ora voglia concedere questi fondi che serviranno per il funzionamento, perché ci sono i fondi per finire questo radiotelescopio, ma non c'erano quelli per il funzionamento. Ora pare che ci siano e sono sorti degli altri problemi, però ecco, vorrei che dal punto di vista scientifico ci spiegasse la professoressa Hack, perché io sono un ex signorino buonasera, quindi non sono, diciamo, uno scienziato. Allora, professoressa Hack, che è successo? Quei 70 milioni già spesi, adesso si rischia di un'altra cattedrale nel deserto. Sarebbe un assurdo aver speso tanto per costruire una parabola, un radiotelescopio da 64 metri, è una delle più grandi al mondo, e poi lasciarlo diventare un ferro vecchio. Questo sarebbe veramente un segno di miopia assurda. E questo poi va a far parte di un complesso che comprende dunque il Sardinia Radio Telescope, poi la parabola, un'analoga parabola più piccola, 32 metri a Noto in Sicilia, un'altra da 32 metri che si trova a Medicina fra Ferrara e Bologna, collegate elettronicamente. Queste parabole fanno parte di un complesso mondiale, quello che si chiama un interferometro intercontinentale, che collega elettronicamente radiotelescopi sparsi per tutto il mondo. Perché questo? Perché più grande è il diametro del radiotelescopio, più piccoli sono i dettagli di lontani corpi celesti che si possono osservare. E avere più radiotelescopi collegati elettronicamente equivale ad avere un unico grande radiotelescopio che in questo caso ha un diametro paragonabile al diametro della Terra e che quindi ci consentirà di vedere più minuti dettagli di lontanissime galassie che si trovano a una decina di miliardi di anni luce da noi e che quindi noi vediamo come erano quando l'universo era molto più giovane di oggi. Grazie. E intanto sono collegati con noi anche da Cagliari, così li salutiamo subito, l'onorevole Adriano Salis. Benvenuto e grazie di essere con noi. E Giorgio Laspisa, che è assessore regionale al bilancio e alla programmazione. Buongiorno. Allora, io la prima domanda che farei a voi è una domanda abbastanza forse scontata, ma che però vorrei che riuscisse a rispondere in maniera davvero col cuore in mano. Perché è importante per la Sardegna, per Cagliari, questo, al di là del fatto appunto che molti soldi sono stati spesi e qui il rischio di avere una nuova cattedrale è, oltre che una beffa, irreale, diciamo. Ma perché sarebbe così importante averlo lì per l'occupazione e per il prestigio dell'isola? Tutti e due, se riuscite a rispondere, cominci chi vuole, come dire. Vabbè, rispondo io velocemente. Per noi è importante prima di tutto perché vorremmo
come lei ha detto, evitare un'altra cattedrale nel deserto, ne abbiamo anche già troppe quindi in Sardegna, quindi è inutile aggiungerne un'altra, pur se importante, come il radiotelescopio. La seconda ragione è che con l'assessore La Spisa, anche se abbiamo due ruoli diversi, maggioranza e opposizione, lui al governo della regione, abbiamo però una cosa in comune, e cioè quella di lavorare, di riflettere, di ascoltare i nostri territori per individuare un nuovo modello di sviluppo per la Sardegna che superi gradualmente l'industrialismo degli anni 60 e 70, che purtroppo sta dando i risultati che sono sotto i nostri occhi. Ebbene, noi pensiamo che la Sardegna, per il suo clima, per il suo ambiente, per la sua posizione, sia una regione ideale per accogliere iniziative legate alla ricerca, legate alla scienza, legate allo sviluppo, che sia compatibile con l'ambiente, e che da questa iniziativa, ma da, speriamo, tante altre che possano essere attivate in Sardegna, pensiamo di poter recuperare una speranza di futuro per le tante persone che in questa famiglie che in questo momento hanno una situazione molto disagiata. Abbiamo necessità di creare lavoro, e la ricerca, lo sviluppo e le nuove tecnologie unite all'ambiente, al sole, al vento che noi abbiamo, anche per quel che riguarda le fonti di energia rinnovabile, noi pensiamo possano essere uno strumento efficacissimo per un modello di sviluppo della Sardegna legati al turismo e alle nostre risorse. Assessore La Spisa, io confermo, sì, noi abbiamo appena approvato qualche mese fa il programma regionale di sviluppo, che è il primo atto di programmazione della legislatura, e in questo programma abbiamo messo come punto centrale quello della valorizzazione di tutte le capacità della persona. Lo sviluppo della Sardegna deve centrarsi soprattutto sulle qualità dei sardi in collegamento con tutto il mondo, quindi questa grande infrastruttura tecnologica può essere importantissima per legare la nostra isola alla comunità scientifica internazionale. Questo noi crediamo che possa ottenere buoni risultati almeno in 3 direzioni. Il primo è quello di dare l'opportunità alle nostre università, ai nostri centri di ricerca, che sono dotati anche di buone infrastrutture e di una buona preparazione di base dei nostri giovani, della possibilità di collegarsi con la comunità scientifica internazionale. Secondo aspetto, quello di poter anche attrarre nella nostra isola ricercatori che magari, cogliendo anche il fatto che è un'isola accogliente, bella, possano trovare magari una grande opportunità per passare del tempo per fare delle loro ricerche. Terzo aspetto è quello di sviluppare la ricerca di base collegandola sempre di più con aspetti e possibili prospettive di ricerca applicata, quindi con una ricaduta anche produttiva ed economica che è importantissima per le ragioni che ha accennato prima Adriano Salis. Su questo il governo regionale, la regione complessivamente ha una continuità di scelte negli anni che prescindono anche dalle colorazioni politiche. Assessore, faccio una domanda a lei e poi giro la stessa domanda alla professoressa Hack. Lei però, che è un esperto di conti della spesa, il bilancio, insomma, in qualche modo, quello che volevo capire era questo, ma perché si parla sempre di lavoro? Leggiamo prima nella rassegna stampa il ministro Sacconi che dice liberare lavoro per liberare i lavori, in prima pagina sul Messaggero, no? Tutta una serie di interventi necessari, lavoro che cambia, modalità che vanno incentivate in qualche modo. Ecco, perché poi si fanno dei progetti, si fanno anche delle grandi intuizioni? Perché nel momento del conto della spesa, quando una parte dei soldi poi sono stati già spesi, ci si accorge che o quei conti, nella migliore delle ipotesi, sono stati fatti male, o quei conti in qualche modo hanno bisogno di altri soldi non preventivati che alla fine non ci stanno più? Cioè, dov'è che si blocca il meccanismo da questo punto di vista? Se così è, se la mia ricostruzione non è esageratamente semplicistica.